Giorgio Pomponi. Nona giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A1, di fronte Cordivari Roseto e Scandolini Pesaro, per dire il derby democratico, per dire il derby abruzzese marchigiano e per dire una gara da punto di ebollizione. E lo abbiamo già raggiunto, gentili telespettatori, nel prologo di questa gara ci sono stati scontri verbali e non solo tra le opposte tifoserie, gara sentitissima e giocatori caricatissimi in campo. La gara sarà affidata ai signori Cazzaro di Venezia e Vianello di Mestre. Vediamo i quintetti in campo. La Cordivari schiera il solito quintetto di partenza, vale a dire Gilmore playmaker, Atruia guardia, Boni ala piccola e sotto canestro Peter Guarasci e Jan Lockhart. La Scavolini Pesaro risponde mettendo in campo ovviamente Melvin Booker, Brad Traina numero 12, con il numero 15 Michele Maggioli, con il numero 4 il fuoriclasse De Marco Johnson e con il numero 10 Larry Middleton. Vedremo subito lo schieramento. In maglia rossa la Scavolini, allenata da Stefano Pillastrini. In maglia celeste la Cordivari, allenata da Phil Melillo. È la 100ª gara in Serie A per Peter Guarasci, che è un ex della partita. C'è alla destra dei vostri teleschermi un nutrito drappello di tifosi pesaresi, ovviamente niente a che vedere con l'invasione dei rosetani a Pesaro. Quel giorno erano 1500 rosetani, ora saranno un centinaio in tutti i tifosi di Pesaro, scesi fino a Chieti. Ma la gara ha avuto inizio, c'è il primo possesso di palla da parte della Scavolini con Melvin Booker, esce da un blocco, riceve Middleton, da questi a Maggioli, sul quale difende Lockhart come era preventivabile. Palla dentro a De Marco Johnson, tiro dall'angolo, mano morbida di De Marco Johnson, giocatore stratosferico. Ha una mano torrida De Marco Johnson, così come torrida è l'atmosfera del Palatricalle. Gilmore cerca di rispondere da 3, non va, il rimbalzo è controllato dalla formazione pesarese, prova a far scattare il contropiede, ancora De Marco Johnson. 4-0 Pesaro, 4 punti di De Marco Johnson. Bisogna fare attenzione perché affrettare i tiri e sbagliarli significa offrire il fianco a questi contropiedi che funzionano benissimo sull'asse. Booker, Johnson corrono benissimo in campo aperto. Boni, la penetrazione di Super Mario, l'arresto, il tiro e il canestro di Super Mario Boni. Primi 2 punti della Cordivari portano la firma del fuoriclasse vero di questa gara, Mario Boni, 38 anni di onoratissima carriera. Middleton in possesso di palla, esce da un blocco Brad Traina, sul quale difende Boni, palleggio laterale, passi di Brad Traina rilevato da Vianello di Mestre e rimessa in zona difensiva per la Cordivari Roseto. 8 minuti e 40 al termine del primo quarto, 2 lunghezze da recuperare, palla in mano per la Cordivari con George Gilmore a portare avanti la sfera. Il blocco alto di Jan Lockhart, quindi è Guarasci, palla che viaggia per le linee esterne a Truia, sul quale aiuta De Marco Johnson, poi recupera sul suo uomo che è Guarasci. A Truia serve Boni, arresto, tiro di Boni, solo rete per Super Mario. 4-4, 4 punti De Marco, 4 punti Boni. Scontro tra titani. Traina per Maggioli, da questi a Middleton, sul quale difende Atruia. Su Booker invece c'è Gilmore, palleggio, arresto, tiro di Booker, assegno Melvin Booker. Primi 2 punti per l'ex giocatore di Milano, il secondo anno consecutivo a Pesaro. 6-4 Scavolini da Gilmore a Atruia, ancora Gilmore in possesso di palla. Boni, il quale corre, Traina, palleggio laterale, si infila in mezzo a 2 persone, va a prendere un fallo Mario Boni. Caricatissimo Boni, signori. L'atmosfera incandescente del prepartita ha caricato i 10 contendenti in campo. Abbiamo visto Boni togliersi la soprammaglia dopo il riscaldamento con il fuoco vivo dentro, dei giorni migliori. Va al tiro da 3, sbaglia, il rimbalzo è di Lockhart che subisce fallo poi da Michele Maggioli. Fallo del numero 15 Maggioli, 2 tiri liberi per Jan Lockhart, bravissimo al rimbalzo in questa circostanza. A segno con il primo, -1 Cordivari, 5-6 il punteggio, 7-38 al termine del primo quarto di gioco.
2 su 2, parità, 6-6 il punteggio. 4 punti di DeMarco Johnson, 2 di Booker, 4 punti di Boni, 2 di Lockhart. Questi fin qui i marcatori di questa gara. Maggioli riceve spalla a canestro, cerca di farsi largo, giro sul piede perno, va al tiro, mano morbida quella di Michelone Maggioli. Primi 2 punti per lui, 6-8 il punteggio, 7-25 al termine del primo quarto. Penetra e scarica per Attruia, Gilmour, Attruia da 3, carica la carabina, sbaglia, l'ultimo tocco è di Maggioli, rimessa in zona di attacco per la Cordivari. Si resta in zona di attacco dunque per la formazione della Cordivari Roseto. C'è uno striscione eloquente della curva nord, striscione che mi sento di approvare in pieno. Chi ama Roseto ama il Pala Salara. Quanto manca il Pala Salara o Paranastasi che dir si voglia alla Cordivari. Lo sanno solo i tifosi che devono davvero sorbirsi 1000 sacrifici. Grande movimento di Peter Guarasci che va a segnare i primi 2 punti della sua partita, 8-8, partita che vale doppia per lui perché è la 100ª gara e gioca da ex. Fallo ora dello stesso Guarasci su DeMarco Johnson, il primo fallo di Peter Guarasci, l'italo canadese su DeMarco Johnson, giocatore più in forma e più forte della Scavolini Pesaro senza ombra di dubbio. Spalti gremiti in ogni ordine di posto qui al Palatricalle, 3500 spettatori veri, signori, questo è l'amore di Roseto. DeMarco Johnson va al tiro in allontanamento, sbaglia, probabilmente c'era fallo su Lockhart che è stato spintonato a rimbalzo, ma c'è nuovo possesso Scavolini. Il possesso di palla Middleton, da questi a Traina, su Traina difende Boni, doppio palleggio di Traina, si arresta, serve Maggioli. 9 secondi per andare al tiro a disposizione della Scavolini, gioco a 2 tra Booker e Maggioli timbra ancora il cartellino. Quarto punto per Michele Maggioli che ha a mano davvero da guardia. E il nuovo vantaggio Scavolini, 8-10 il punteggio, con la Cordivari che ancora non è mai andata in vantaggio in possesso di palla. Gilmour vuole palla, Boni la riceve, 3 secondi di Lockhart. Fischiato da Cazzaro di Venezia, 3 secondi di Lockhart. Se ne fischiano 3 a campionato, 1 è successo oggi. Chiama il cambio la panchina della Scavolini, è pronto Silvio Gigena ad entrare in campo, uscirà sicuramente Traina. Ora Traina a mio parere commette sfondamento, non è così per gli arbitri. Riceve palla Maggioli dall'angolo, sbaglia, il rimbalzo è conquistato da Attruia che prova ad aprire il contropiede. Gilmour si arresta, va al tiro da 3, non va. E poi al rimbalzo comanda Maggioli. Booker riceve palla Maggioli dal post alto, prende il tiro corto, il rimbalzo è di DeMarco Johnson che poi va in penetrazione e poi perde palla Middleton. Rimessa della Cordivari Roseto che in questo avvio di partita soffre un tantino al rimbalzo. Pesaro non ha grandissimi rimbalzisti, il migliore è DeMarco Johnson che ha praticamente gli stessi rimbalzi di Lockhart, 9,4 la media di DeMarco Johnson, 9,3 quella di Jan Lockhart, ma il secondo è Maggioli che ne prende 4 a partita. Boni, palleggio, arresto, tiro, canestro di Super Mario, è carico come una molla Mario Boni, 10-10, 6 punti per lui. Tusek non lo tiene, allora è pronto Silvio Gigena, ma spinge a mio parere, non è fallo di Boni questo. Gli arbitri danno fallo a Boni. Ha provato 2 volte con molto coraggio a mio parere Boni a prendere un fallo e almeno una delle 2 volte aveva ragione lui. Va detto che gli arbitri non gliene dicono, non gli danno un fischio a favore a Boni, nemmeno a pagarli, neanche fosse lui il simbolo di chissà quale rabbia da sfogare. Booker in possesso di palla, c'è Gigena in campo a posto di Traina come vi avevamo annunciato. 4 minuti e 40 al termine del primo quarto, perfetta parità al Palatricalle. Middleton va al tiro da 3, sbaglia, il rimbalzo è di Gigena che va al tiro da sotto, sbaglia, e poi finalmente il rimbalzo è di Guarasci. Il contropiede di Attruia, altro ex della partita, il fallo è di Maggioli ed è il secondo fallo di Maggioli. Secondo fallo, 2 tiri liberi per Stefano Attruia. E c'è il cambio, esce Maggioli ed entra Tusek ed ora sono guai perché Tusek
non è un punto di riferimento come Maggioli, il giocatore che ama tirare anche da 3 punti. Non danno i 2 tiri liberi ad Attruia, me lo devono spiegare questo gli arbitri. Attruia aveva già raccolto il palleggio, per gli arbitri non sono tiri liberi questi. Gilmour per Guarasci, Boni, la penetrazione di Boni, il tiro in sospensione, l'errore, poi Lockhart a mani più forti del mondo intero. Boni, 8 punti di Boni, stato di euforia totale, primo vantaggio della gara. Cordivari, 8° punto di Boni. Va al tiro da 3 Gigena, lungo, il rimbalzo di Guarasci. 0 su 2 di Gigena, che non ha impattato bene come aveva fatto nella gara di andata. Attruia, grande numero di Steve Attruia, primi 2 punti per lui e time out per Stefano Pillastrini. 14 Cordivari Roseto, 10 per la Scavolini Pesaro. Il fuoco vivo nella gara, Luca, una gara di un'intensità straordinaria, dovremo fare la doccia anche noi all'intervallo. Sì, c'è Mario Boni che è carico a molla. Ieri sera parlavo con Mario del gesto che fece Tardelli dopo il gol al Mondiale di Spagna e credo che lui si riveda così in questa gara che sente particolarmente. Mi aveva anticipato e credo lo stia dimostrando. Loro, come dicevi, non hanno grosse scelte a rimbalzo, salvo De Marco Johnson e Tusek, nessuno ne prende più di 5, Tusek appena 5. Maggioli viene da tutto sommato un campionato mediocre, si era svegliato bene al tiro ma forse non incide così tanto, quindi puoi anche, se tu sei la Cordivari, dare sfogo all'estro perimetrale. A dire il vero, estro che non c'è stato perché Roseto ha 0 su 4 nelle bombe finora, però nei tiri dalla media è stata poi abbastanza precisa e nelle iniziative tutto cuore, soprattutto di Mario, ma anche l'ultima di Stefano. Squadra in campo dopo il time out richiesto da Stefano Pillastrini. Parziale aperto di 6-0 per la Cordivari e punto di ebollizione raggiunto qui al Palatricalle di Chieti per questa gara clou, gara principe, big game della nonna di ritorno. Va al tiro da 3 Booker, tripla di Melvin Booker, 5° punto per lui. 14-13 a 3 minuti e 20 secondi, tripla di Melvin Booker, più 1 Cordivari. Boni va al tiro da 3, Boni sbaglia, poi il rimbalzo di Middleton. Tusek, su Tusek ora difende Lockhart. Middleton in possesso di palla, su Middleton c'è Attruia, mentre su Booker difende Gilmour, resta sul blocco Gilmour, Booker fortunatamente sbaglia, il fallo è di Tusek in attacco. Deve difendere meglio, Gilmour è rimasto su un blocco. Fortuna per la Cordivari, Booker ha sbagliato un tiro che di solito non sbaglia. Ora Pillastrini protesta, vorremmo vedere la protesta al contrario, cosa avrebbe sortito come fischio arbitrale. Lockhart per Guarasci, Boni, su Boni difende Silvio Gigena, cerca di uscire da un blocco a Attruia, gli chiude bene il passo Middleton, allora Boni decide per l'1 contro 1, subisce un fallo che gli arbitri ritengono di non fischiare. Middleton recupera palla, però Lockhart, Gilmour ancora, va in penetrazione, cambio passo di Gilmour, primi 2 punti per lui. 16-13 Cordivari, 2 minuti e 14 più 3, primi 2 punti di George Gilmour. De Marco Johnson a segno, 6 punti per De Marco Johnson. 16-15, sempre in scia la Cordivari, destinati a soffrire per 40 minuti in questa gara. Ancora Gilmour, brucia tutti, poi il rimbalzo di Ian Lockhart che trasforma in punti sonanti il rimbalzo offensivo. 18-15, grasso che cola il rimbalzo offensivo di Ian Lockhart, 4° punto per lui dopo l'errore di Gilmour. Gigena, su Gigena difende Boni, da questi a Booker in angolo per Tusek, va al tiro, sbaglia, il rimbalzo è di Boni, poi Attruia. Ancora Attruia, cerca di bruciare la difesa, subisce fallo da Larry Middleton. Già esaurito il bonus
la Scavolini. Vediamo con una punta di preoccupazione passare gli amici della Croce Rossa con una barella in mano, speriamo non sia accaduto nulla di grave. Intanto Atruia trasforma il primo tiro libero, ne avrà un secondo a disposizione, 1 minuto e 20 dal termine. Due su 2 per Atruia, 20-15 il punteggio, 4 punti per Stefano Atruia, altro ex di questa partita. Middleton fa saltare Atruia, poi va al tiro, canestro buono e fallo di Atruia. Giusto questo fischio degli arbitri, canestro buono di Middleton e fallo di Stefano Atruia. 20-17, time out per Phil Melillo. Ci sentiamo di dire giusto quest'ultimo fischio degli arbitri, fallo di Atruia che si è scusato prontamente, se ne è accusato prontamente, ci è sembrato evidente. Speriamo, Luca, non sia accaduto nulla di grave, abbiamo visto i barellieri andare verso la curva nord. Sì, credo che non c'è nessun capannello, spero vivamente che sia forse solo un falso allarme o si stiano disponendo logisticamente meglio. Luca, senza voler fare polemiche sterili, inadeguato e insufficiente, o quantomeno impreparato il servizio d'ordine prima della partita? Ci capita spesso di interrogarci sulle evidenze più sciocche della vita. Sapevamo che sarebbero venute centinaia di tifosi pesaresi e non si spiega perché chi doveva pensare a un cordone sanitario all'ingresso ha fatto venire a contatto le due tifoserie. Questo spiace perché, ripeto, i tifosi sono caldi di loro e forse sbagliano a lasciarsi prendere subito, però le tifoserie sono le tifoserie, il compito delle forze dell'ordine è tenere le cose nell'ambito sportivo, ecco, senza usare la forza possibilmente, perché poi ci lamentiamo quando in trasferta i nostri tifosi, qualche volta, davvero spiace dirlo, gratuitamente sono stati manganellati senza alcun motivo. Tiro libero aggiuntivo per Larry Middleton, lo trasforma, 20-18 il punteggio. Primi 3 punti della gara per Larry Middleton, che gioca da italiano. Atruia in possesso di palla, ultimo minuto di gioco che è iniziato da 7 secondi. Boni scambia con Atruia, ancora Boni in possesso di palla. Atruia deve uscire dall'area dei 3 secondi, lo fa Guarasci. Atruia ancora, passo d'incrocio, poi va a cercare un tiro da sotto, lo sbaglia, il rimbalzo di DeMarco Johnson, l'apertura è per Booker, quindi il contropiede per Gigena che va a realizzare. Manuale del contropiede questo, 20 pari, pareggia Gigena, primi 2 punti per lui. Contropiede da Manuale, rimbalzo di Johnson, apertura per il playmaker Booker, lancio in contropiede per Gigena che ha allungato la falcata e ha appoggiato in layup. 19 secondi al termine del primo quarto di gioco. Gilmore penetra, scarica per Atruia, ancora per Gilmore, finta il tiro da 3, poi lo cerca Gilmore e lo trova. Tripla di George Gilmore che fa venire giù il Palatricalle, 23-20, quinto punto per lui. Sarà l'ultima azione del primo quarto. Booker va al tiro da 3 punti da metà campo, lo sbaglia, rimbalzo di Lockhart. Termina qui il primo quarto di gioco con il vantaggio Cordivari Roseto, 23, Scavolini Pesaro, 20 punti. Andiamo a vedere i tabellini di questo primo quarto. Sì, per la Cordivari 5 Gilmore, 4 Atruia, 8 Boni, 4 Lockhart, 2 Guarasci. Per la Scavolini 6 Johnson, 5 Booker, 2 Gigena, 3 Middleton, 4 Maggioli. Luca, una Cordivari che non tira benissimo da 3 punti, quello di Gilmore è stato il primo canestro pesante della gara, ma che sta selezionando molto bene i tiri da 2. Sì, ha 1 su 6 da 3 la Cordivari, ma è certo che giocando con questa attenzione difensiva e con questa pressione riesce a supplire a questa cattiva serata da oltre l'arco virile, limitatamente ovviamente al primo quarto. La Scavolini non è una squadra che scopriamo noi, ha perso nelle ultime 17 gare solo 4 volte, una in maniera molto contestata a Treviso e una corazzata. Bisognerà giocare da parte rosetana 4 quarti con questa intensità. Loro sono più profondi e credo che Melillo senta su di sé tutta la pressione di una partita che sulla carta molti non giocherebbero neanche, invece per fortuna lo sport, e questo lo dico anche per la Super League, lo sport è questo, lo dico anche nel giorno in cui c'è il subcomandante Marcos che porta i diritti dei più poveri a Città del Messico a 10 milioni di persone, e quindi è viva che lo sport e i diritti anche dei più poveri, dei più piccoli possano sempre essere rappresentati e si inizia sempre ad armi pari. Squadra in campo per il secondo quarto di gioco, si riparte da più 3 Cordivari, 23-20 in favore della formazione guidata in panchina da Phil Melillo. Non cambia quintetto il comandante Phil con Gilmore, Atruia, Boni, Guarasci e Lockhart a cercare di superare
i pesaresi che sono in campo con lo stesso quintetto che ha terminato il primo quarto, vale a dire con Gigena e Tusek rispetto al quintetto di partenza al posto di Traina e Maggioli. Va al tiro da 8 metri, Gilmour lo sbaglia, ma Guarasci è il più lesto al rimbalzo, subisce fallo da DeMarco Johnson. 2 tiri liberi per Peter Guarasci. È il primo fallo di DeMarco Johnson, 2 tiri liberi per Peter Guarasci. E con una squadra, Giorgio, come dicevamo, non dotata di rimbalzisti sopraffini, questa potrebbe anche essere una chiave. Cioè Cordivari Roseto che tira dal perimetro e sulle carambole, molta presenza al rimbalzo offensivo dei lunghi rosetani. Ha realizzato il primo tiro libero Peter Guarasci. 2 su 2, 4 punti per Peter Guarasci. 5 di vantaggio per la Cordivari, 25-20, parziale aperto di 5-0 a cavallo del fine del primo quarto e l'inizio di questo secondo quarto di gioco. Gigena in angolo per la penetrazione di Zanelli. La rimessa sarà affidata alla Scavolini Pesaro con lo stesso Fabio Zanelli che se ne incaricherà. Zanelli che è in campo al posto di Larry Middleton. Va a segno Booker, termina a terra, ma non è nulla di grave Tusek. 25-22, settimo punto per Melvin Booker. Nella Cordivari entra Valerio Amoroso ed esce Stefano Attruia, alza il quintetto dunque. Alza il quintetto dunque Phil Melillo, c'è pressione della Scavolini a tutto campo. Amoroso prende la rimessa, servito Gilmour che supera la metà campo con la pressione di Zanelli a campo aperto su Gilmour. Zanelli è entrato proprio per mettere pressione sul fromboliere della Cordivari, sul folletto con la maglia numero 4, attualmente in possesso di palla. 4 secondi per andare al tiro, servito un ottimo pallone di Gilmour per Lockhart, sesto punto di Jan Lockhart, 27-22, buonissimo inizio di Lockhart. Tusek, esce bene Lockhart a evitare il tiro da 3 che fa male di Tusek. Ora è Booker in possesso di palla, esce da un blocco e riceve Zanelli, su Zanelli difende Amoroso. Booker passa in mezzo a 2 persone, Booker grandissimo fromboliere. Melvin Booker in possesso di un ball handling davvero invidiabile, 27-24, 9 punti per lui. È pronto anche Charlie Foyer ad entrare in campo nella Cordivari Roseto. Gilmour ancora, va in penetrazione, scarica per Amoroso, va al tiro da 3 Amoroso, è un cross il suo, il rimbalzo è controllato da Gilmour, viene spinto via da Booker che gli va a dare il 5, peccato che gli arbitri non l'abbiano visto. Quello che ha visto lo stesso Booker perché è andato a scusarsi. E si alza Brad Traina nella Scavolini Pesaro, pronto a tornare sul parquet. Entreranno fra un po' Foiera e Traina. Dunque anche un gioco di scacchi tra i due allenatori, Melillo e Pillastrini. Palleggio, arresto, tiro dall'angolo e canestro di Gigena. E il quarto punto di Silvio Gigena, si avvicina a un punto ora alla Scavolini, 27-26. Boni in possesso di palla. Lockhart, pallone per Amoroso. Amoroso la difende Booker in questa azione d'attacco. Pallone per Boni, va a giocare spalle a canestro su Gigena, è corto il tiro di Boni. Lo stesso Boni va a rimbalzo, non riesce a servire un compagno. E poi c'è il fallo fischiato ad Amoroso. E c'è time out richiesto da Phil Melillo. 7 minuti e 26, Pesaro si è avvicinato anche il possesso di palla, dunque potrebbe andare a sorpasso e Phil Melillo non ci sta, ha visto qualcosa che non va, Luca. Sì, loro in azione difensiva hanno mandato l'uomo più prolifico in attacco, cioè Booker a, fra virgolette, sia detto senza nessuna offesa, a riposarsi su Amoroso. Hanno accoppiato in modo tale da portare più pressione ai rosetani più pericolosi e si stanno ben districando. Ripeto, non la scopriamo stasera la Scavolini, no? Può tirare fuori numerose soluzioni e ha giocatori in grado di fare la partita in ogni momento. Melillo adesso
deve dare nel contempo respiro ai suoi 5 titolari, dare qualche minuto di qualità a qualcuno che può aiutarlo tipo Charlie, e deve rifare ovviamente il punto della situazione. Luca, appena esce Attruia, è successo con Treviso sia all'andata che al ritorno, è successo stasera, le squadre avversarie mettono in pressione un uomo a tutto campo su Gilmour. Sì, perché ti trovi con un play che play puro non è, senza una guardia piccolina, quindi gli allenatori che sono pagati per fare questo ci vedono e si comportano di conseguenza. C'è Fogliera per Guarasci nella Cordivari Roseto, anzi non c'è Tusek, lo avevamo visto sul cubo dei cambi, lo ha rimesso a sedere Pillastrini. Gigena per Zanelli, su Zanelli difende Amoroso, passa su un blocco Zanelli, serve De Marco Johnson che va a lavorare spalla a canestro contro Lockhart, sbaglia, poi il rimbalzo è di Tusek che lo scaccia via oltre la linea di metacampo, lo recupera prima che la oltrepassi Booker, poi la perde Boni, la recupera Zanelli che andrà in contropiede, va a sbattere su Lockhart, ora è De Marco Johnson che pasticcia, infrazione di doppio palleggio di De Marco Johnson. (27-26), 6 minuti e 56 più uno Cordivari. Bisogna dire la verità adesso, probabilmente fallo in attacco Amoroso e deve rimettere Attruia, è obbligato a rimettere Attruia Filmelillo e infatti Attruia va in campo, vedremo chi cambierà. Allora entra Magnifico nella... come volevasi dimostrare con un cambio Zanelli guardia a pressare l'astuto Booker su Amoroso, ecco qui lo sfondamento del giovane Valerio. Ha rimesso Attruia per Amoroso, dunque Melillo, è entrato Walter Magnifico, classe 1961, 40 anni a giugno, al posto di De Marco Johnson nella Scavolini Pesaro. Palleggio, arresto, tiro sbagliato di Zanelli, rimbalzo di Fogliera. Gilmour in possesso di palla, sempre più uno Cordivari, anche se non sta segnando da un paio di minuti. Gilmour per Boni, Boni ora fatica a cercare a trovare un tiro pulito, infatti sbaglia ancora, a 0 su 3 dall'arco dei 6,25 Mario Boni. Tusek in possesso di palla, evita la stoppata di Fogliera ma è costretto ad alzare la parabola, dunque sbaglia. Tuttavia la rimessa dopo l'ultimo tocco di Lockhart sarà ancora della Scavolini Pesaro. Rimessa in zona di attacco, se ne incarica Fabio Zanelli. 6 minuti e 10 secondi al termine del secondo quarto di gioco, più uno Cordivari, palla in attacco per Pesaro, va al tiro da 3 Gigena, lo sbaglia, il rimbalzo di Fogliera. Secondo rimbalzo consecutivo di Charlie Fogliera, si prepara Peter Guarasci, andrà a dar riposo a Ian Lockhart con ogni probabilità. 5,54, bisogna tornare a far canestro per la Cordivari. Attruia cerca la penetrazione, subisce il fallo di Booker. Rimessa laterale per la Cordivari, vediamo che fallo è per Booker. Esce Lockhart, entra Guarasci. Primo fallo per Melvin Booker, si prepara Traina, vedremo se questa volta Pillastrini lo farà davvero rientrare sul parquet. Boni in possesso di palla, esce da un blocco e riceve Attruia, si alza, va al tiro senza pensarci, lo sbaglia Attruia. Molti errori da 3, Magnifico ha ricevuto ora lo scarico da Tusek, passi di Magnifico. Sai, adesso Giorgio, Pesaro ha in campo il quintetto forse meno prolifico che si può permettere, con il solo Booker, Fromboliere, Principe, e forse adesso Roseto potrebbe o dovrebbe mettere qualche punto avanti, perché adesso non hanno grosse soluzioni in attacco. Boni in possesso di palla, Gilmour, mancano i suoi punti, manca almeno la continuità, ora subisce fallo George Gilmour da Zanelli. Rimessa in zona di attacco per la Cordivari, cambio nella Scavolini Pesaro, rientra Brad Traina ed esce Silvio Gigena che ha dato minuti qualità, 4 punti per lui con 2 su 5 al tiro. Della rimessa si incarica Mario Boni, servito Fogliera, ancora Fogliera in possesso di palla, cerca di servire un compagno, lo trova in Attruia. 5 minuti e 5 secondi al termine del primo quarto, fallo in attacco fischiato ad Attruia.
Evidentemente è molto bravo Melvin Booker, perché oltre ad Amoroso è caduto nella trappola anche il più esperto Steve Attruia. È proprio Booker in possesso di palla. 4,55 al termine del secondo quarto. Passaggio dietro la schiena per Magnifico, che finta il tiro, quindi serve ancora Booker. Vediamo la difesa della Cordivari ora, che ci sembra adeguata. L'errore di Booker, poi Tusek va al tiro da 2, sbaglia, poi l'ultimo tocco è di Boni. Si resta in zona di attacco per la Scavolini. 4,42 al termine del secondo quarto. Booker in possesso di palla, servito Tusek, l'arresto tiro di Tusek ancora sbagliato. 0 su 4 per Marco Tusek, che non trova canestri facili, poi perde la maniglia 2-3 volte. Gilmore, si arrabbia Merillo, gli allarga le braccia, dove va? Poi Booker sbaglia da 3. È il museo degli orrori in questo momento la partita, è un museo degli orrori la partita. Boni, palleggio, arresto, tiro, sbaglia anche Boni, il rimbalzo. Ci vorrebbe un time out chiamato da noi spettatori ora. Ci vorrebbe un time out chiamato da noi spettatori. Amoroso pronto a tornare sul parquet, darà riposo a Boni sicuramente. Traina, palleggio, arresto, servizio in angolo per Magnifico, ed è Magnifico che torna a far canestro e questa volta porta avanti Pesaro. 27-28, primi 2 punti di Walter Magnifico dopo 4 minuti senza segnare. 6-0 di parziale. Boni tira, sbaglia, il fallo è di Zanelli. Anzi, fallo di Traina, 2 tiri liberi per Boni. Escono Booker e Tusek, entrano Middleton e DeMarco Johnson nella Scavolini, esce Gilmore ed entra Amoroso nella Cordivari. 2 tiri liberi per Boni. Nono punto di Boni e il primo punto del secondo quarto per Mario Boni. Due su 2, va in doppia cifra Boni. 29-28 più 1 Cordivari. Il primo ad andare in doppia cifra è Boni. Zanelli per Middleton, la penetrazione di Middleton, il tiro in controtempo, il fallo è di Amoroso. Dovrebbe essere il terzo fallo, così è per Amoroso. 3 minuti e 21, 29-28. Gilmore pronto a tornare sul parquet. 2 tiri liberi per Larry Middleton. Assegno con il primo, quarto punto per Larry Middleton. Due su 2, 5 punti per lui. 29-30 ed ora fallo fischiato a Zanelli. Secondo fallo di Zanelli, 2 tiri liberi per Attruia. (29-33, 18). Sbaglia il primo tiro libero Attruia. Il secondo è per impattare. 29-30 il punteggio. 30 pari. 5 punti per Attruia. 3 minuti e 10 secondi al termine del secondo quarto. Middleton, buono l'assist per Magnifico che va al tiro, lo sbaglia, l'ultimo tocco è dello stesso Magnifico. Rimessa a Cordivari. Vianello, vediamo cosa farà adesso a Pillastrini, che si siede in tempo per evitare il tecnico. Si siede in tempo Pillastrini per evitare un tecnico. Gilmore, l'arbitro gli ha fatto segno che alla prossima protesta gli affibbierà il tecnico.
Attruia si alza, va al tiro da 3, la tripla di Stefano Attruia, 33-30, tripla e ottavo punto per Attruia. Servono i punti di Steve, magnifico per Traina, si prepara un doppio cambio, Traina da 3, risponde, colpo su colpo Pesaro, primi 3 punti di Brad Traina, 33-33. Che partita, 2 minuti e 19, che partita, deve faticare 3 volte Boni per uscire da un blocco, va a prendersi un tiro da sotto, lo sbaglia, rimbalzo di DeMarco Johnson, poi commette fallo Boni ed è il secondo fallo di Mario Boni. Ci saranno 2 tiri liberi per DeMarco Johnson. In lunetta DeMarco Johnson, 6 punti fin qui per il fuoriclasse americano della Scavolini Pesaro, che ha iniziato benissimo, aveva 4 punti dopo appena un minuto di gioco, 6 all'8° minuto, non ha ancora segnato nel secondo quarto di gioco. Ora va a segno dalla lunetta, è il 7° punto di DeMarco Johnson. Due su 2, 8 punti per DeMarco Johnson. (33-35), parziale di 5-0 Pesaro, 1,57. Gilmore, palleggio, arresto, tiro alzando la parabola, solo rete, anzi nemmeno rete per Gilmore, che va a impattare. 35 pari, poi si appende al canestro e credo ci sia fallo in attacco a DeMarco Johnson, che continua a protestare. Vediamo cosa diranno gli arbitri. Secondo fallo di DeMarco Johnson. Sette punti di Gilmore. I soliti asini. 2 tiri liberi per Guarasci. Fallo in attacco a DeMarco Johnson. Sono fin qui 4 punti di Guarasci. Corto il primo. Primo errore della gara per Peter Guarasci, che ha 1 su 1 da 2, 2 su 2 dalla lunetta, ora 2 su 3 e 2 su 4, ma il rimbalzo è di Boni. Pallone dentro per Guarasci, che sbaglia ma subisce un altro fallo da Traina, anzi da Tusek. Secondo fallo di Marco Tusek, che esce e rientra Michele Maggioli. Ancora in lunetta Guarasci. Assegno con il primo Guarasci e il 5° punto per lui. Sei punti, questa volta 2 su 2 per Guarasci, vantaggio 37-35 per la Cordivari. Più 2, 1 minuto e 35 secondi al termine di questo secondo quarto di gioco. Maggioli in possesso di palla, DeMarco Johnson sul quale difende e mette il petto. Guarasci il raddoppio, poi Maggioli deve tirare 2 volte per fare il 6° punto personale. 37 pari, 6° punto di Michele Maggioli, 3 su 6 al tiro per lui. 1 minuto e 10 secondi al termine del secondo quarto di gioco e dunque a riposo. Attruia da 8 metri, da 8 metri, da 8 metri, goniometro, Attruia 40-37, tripla di Attruia e per lui ci sono 11 punti. Prova a risponderli ma non va Maggioli e poi recupera palla alla Cordivari. Il contropiede di Attruia che brucia la difesa di Pesaro ma poi sbaglia
va al tiro da 3, centra la tripla Middleton, tripla di Middleton, ottavo punto per lui, 40 pari, punto e a capo ancora una volta, partita incredibile. 20 secondi al termine. Lockhart, Gilmour si alza, Gilmour da 8 metri, solo rete, 10 punti per George Gilmour e time out Melillo. Va in doppia cifra anche Melillo. Si vedono, Luca, degli sprazzi di partita incredibili. Abbiamo visto 4-5 minuti da Museo degli Orrori, 2-3 minuti ora da fuochi d'artificio, da festa di paese, perché bombe da una parte e dall'altra. È una partita, questo lo è sempre, nel bene o nel male, di straordinaria intensità. Sì, due squadre anche dotate, se vuoi, di un alto gradiente di fantasia, no? Di finalizzatori che possono inventare un canestro. Roseto è più ancorata a queste soluzioni, ma devo dire la verità, basta guardare il secondo quarto e vedrai che hanno tirato i lunghi rosetani molti liberi, e quindi Pesaro soffre sotto canestro. Credo che Melillo ci debba credere sempre di più dalla sua parte. Ovviamente Pillastrini saprà cosa fare dall'altro. C'è stato un cambio, intanto Melillo abbassa il quintetto perché c'è Amoroso al posto di Lockhart. Dunque l'ultima azione con Amoroso al posto di Lockhart, 43-40 Roseto, palla in mano a Pesaro, va a pressare Gilmour su Booker. DeMarco Johnson porta il blocco, Booker fa tutto da solo, va al tiro e trova il canestro anche con un pizzico di fortuna. Ma è un fuoriclasse, 11 punti, un fuoriclasse Melvin Booker. Sull'11° punto di Melvin Booker termina il secondo quarto di gioco, e dunque le squadre rientreranno negli spogliatoi per il tè, per giocarsi altre 20 minuti appassionanti come lo sono stati questi primi 20. Credo siamo pronti per il riepilogo di metà gara. Il punteggio è 43-42 Cordivari. Sì, per la Cordivari Gilmour 10, Attruia 11, Boni 10, 6 punti hanno i due lunghi Lockhart e Guarasci. Per Pesaro 8 punti di Johnson, 11 di Booker, 2 di Magnifico, 4 di Gigena, 8 di Middleton, 3 di Brad Traina e 6 di Michele Maggioli. Bene, tutto per il primo tempo. Vi ribadisco il parziale di metà gara qui dal Palatricalle di Chieti. Cordivari Roseto 43, Scavolini Pesaro 42. Nuovamente con le immagini al Palatricalle di Chieti per il secondo tempo della gara. Cordivari Roseto, Scavolini Pesaro, valida per la nona giornata del girone di ritorno del campionato di Serie 1. All'andata finì 81-77 per Pesaro. Metà gara qui si è chiusa con la Cordivari in vantaggio per 43-42, dunque una gara che ha riservato 1000 emozioni e che ne ha altre miliardi in serbo, perché le due squadre si sono risposte a colpi di canestro quando è stato il momento di far canestro sempre, e anche a colpi di errori. Quando ci sono stati alcuni minuti a cavallo tra il secondo e il sesto del secondo quarto, non hanno mai trovato il canestro. Palla 2 tra Maggioli e Lockhart, la vince Lockhart, il primo pallone della Cordivari in maglia celeste, attacca da destra a sinistra dei vostri teleschermi, difende Pesaro in maglia rossa. Gilmour in possesso di palla, +1 e palla in mano per la Cordivari. Attruia esce ad aiutare Maggioli, Attruia si libera, serve Lockhart che sbaglia da sotto, poi Maggioli, anzi sbaglia dalla media, poi Maggioli sotto canestro con questo rimbalzo, e il contropiede di Pesaro si concretizza nel canestro e nel sorpasso di DeMarco Johnson. 43-44, così come all'inizio partita il primo canestro è ancora di DeMarco Johnson, il 10° punto per lui. Sbaglia Boni, subisce fallo, non riesce il gioco da 3 punti. Buono l'assist di Guarasci. Il fallo è di Traina, è terzo fallo di Traina, anche se la panchina del Scavolini è nettamente più lunga. Pensate che l'unico non entrato dei primi 2 quarti è stato Pecile,
che pure spesso gioca e anzi nazionale, mentre nella Cordivari non sono entrati Van Dorp, Bizzini e Ruggero, e ha giocato appena 3 minuti Charlie Fogliera. Sbaglia Boni dalla lunetta il primo personale, a segno con il secondo e impatta 44-44, 11 punti per Boni. Traina, sul quale difende Boni, Boni ha 2 falli, Traina 3. Middleton, esce molto bene Guarasci, palla sotto canestro De Marco Johnson, la recupera Lockhart con l'aiuto di Attruia. Attruia ancora, apre la difesa, assist per Lockhart, fallo ai danni di Attruia di Middleton. Secondo fallo per Larry Middleton. Ottima la scelta di Attruia, che può sia aprire la difesa, ma come è accaduto nella circostanza appena descritta guadagna dei falli importanti. Boni per Gilmore, 8 minuti e 50 al termine del terzo quarto, perfetta parità al Palatrical, 44 pari. Gilmore penetra, scarica per Lockhart che va a sbagliare da sotto. 0 su 2 per Lockhart in questo avvio di terzo quarto. Poi Traina sbaglia clamorosamente, il rimbalzo è di Guarasci. L'errore di Traina, che aveva fatto una bellissima azione d'attacco, la perde palla Boni, non deve protestare. Il fallo poi è di Gilmore. Fallo del numero 4 George Gilmore, e per Gilmore è il primo fallo della partita. 44 pari ancora, 8 minuti e 27 al termine del terzo quarto di gioco. Melvin Booker in possesso di palla. Maggioli, l'unico italiano vero del quintetto della Scavolini. Questi è Middleton, italiano per matrimonio. Questi è Traina, che sbaglia da 3 punti. Il rimbalzo è ancora di Guarasci. Gilmore in possesso di palla, 8 minuti, si resta sul 44-44. Da Lockhart a Attruia, si prepara Gigiena ad entrare sul parquet, stesso cambio di avvio partita, perde palla Attruia, la recupera e corre bene in contropiede De Marco Johnson, che va a schiacciare. 12 punti per Johnson, più 2 Scavolini. Brutto errore di Attruia, che è andato a palleggiare in traffico. Lockhart effettua la rimessa per Gilmore, è pronto sul cubo dei cambi Silvio Gigena, lo stesso identico cambio di inizio partita, e uscirà Traina, entrerà Gigena. Gilmore, anzi Guarasci può anche palleggiare, da palla a Boni, gira sul piede perno Boni, va al tiro, sbaglia, poi il rimbalzo è di De Marco Johnson. Bisogna difendere con intensità e attaccare con raziocinio. 7 minuti e 15, 44-46, più 2, palla in mano Pesaro, Traina per De Marco Johnson. Da questi a Middleton, Booker esce da un blocco, va in penetrazione, infrazione di passi di Melvin Booker, che si arrabbia con Maggioli. Ed ora c'è cambio, time out di Phil Melillo e cambio della Scavolini, stesso cambio del primo quarto, del primo tempo di gioco. Luca, uscirà Traina, entrerà Silvio Gigena per mettere pressione a Boni, che comunque sta sbagliando, ha forse perso un po' di lucidità in attacco la Cordivari. Ma Pesaro si può permettere una staffetta sui carretti di Mario Boni, che è stanco e che ovviamente avrebbe bisogno di qualcuno dalla panca in grado di dargli qualche minuto. Ovviamente che noi abbiamo colto anche però nel secondo quarto un invito a Boni di rimanere in campo. Boni non voleva uscire, era stato preparato un cambio per lui. Sì, ma credo che lui non vorrebbe uscire mai, nemmeno con la tenda d'ossigeno. E lui è molto carico, sente la partita. Io credo che così una riflessione da fuori, che è sempre molto leggera, come ami ripetere tu, qualche minuto al guerriero farebbe bene. Comunque è vero che se guardi la panchina di gente in grado di tenere l'impatto della Scavolini non ne hai molta, quindi sicuramente Phil starà attento a non perdere contatto in quello che poi è storicamente il quarto peggiore per Roseto, cioè il terzo. Credo che lo sia anche per la Scavolini però. In possesso di palla Gilmore, va in traffico, palleggio, arresto, tiro al centro dell'area pitturata. 12° punto per Gilmore, 46-46, impatta Gilmore, 12 punti come Johnson, sono loro i migliori realizzatori della gara. Punteggi molto equilibrati. Middleton penetra, scarica per Silvio Gigena da 3, sbaglia, ma il rimbalzo è di De Marco Johnson. Il fallo è di Guarasci, che non è d'accordo, poi
Sì, picchia la testa con il pallone. È il secondo fallo per Peter Guarasci. 2 tiri liberi per DeMarco Johnson. Sei minuti e 31. Sbaglia DeMarco Johnson. 1 su 2, 13 punti, è il miglior realizzatore della gara. DeMarco Johnson più 1 Scavolini, 46-47. Gilmour per Attruia. Su Attruia difende Middleton che gli sporca il passaggio e gli devia il pallone oltre la linea laterale. Rimessa in zona di attacco per la Cordivari, se ne incarica George Gilmour all'indirizzo di Lockhart. Ancora Gilmour in possesso di palla, 6 minuti e 20 al termine del terzo quarto. L'accelerazione di Gilmour, il servizio per Boni da 3. Boni non va, il rimbalzo è di Lockhart, ancora Boni. Questa volta prende la mira da 3 ancora. 2 errori di seguito di Boni. 0 su 5 di Boni dall'arco dei 6,25. DeMarco Johnson va al tiro, sbaglia, il rimbalzo offensivo, passi di Gigena che è una mina vagante al rimbalzo, va a prendere tutti i palloni sporchi. Silvio Gigena, davvero un maestro delle palle vaganti. 46-47, un punto da recuperare, 5,50 da giocare in questo terzo quarto di gioco. Guarasci, Boni, ci prova ancora da 3, Boni sbaglia ancora. 3 errori di seguito di Mario Boni, 6 errori su altrettanti tentativi dall'arco. Ancora un'infrazione di passi, questa volta di Larry Middleton. Boni vuole sbloccarsi, ci sentiamo anche di capire l'istinto del guerriero, sa che magari una tripla, mettere dentro una tripla potrebbe significare scatenarsi per lui, ma in questo momento è in un momento di nebbia totale. Gilmour da 3, allora accende lui la luce. 15 punti e tripla di Gilmour, 49-47, più 2 Cordivari. Tripla di George Gilmour che accende la luce. 15 punti, migliore realizzatore della gara. DeMarco Johnson per Maggioli, da questi a Silvio Gigena. Booker, la penetrazione di Booker sull'aiuto, scarica per Middleton, va al tiro da te Middleton, sbaglia, rimbalzo ancora della Scavolini con Gigena, sempre lui. Booker, 4,55, più 2 Cordivari che deve difendere duro su questo pallone. Middleton, la penetrazione di Middleton sull'aiuto, scarica per Maggioli, finta il tiro Maggioli, poi va in penetrazione contro Lockhart, va al tiro dal post alto, lo sbaglia, c'è la spinta di DeMarco Johnson, gli arbitri non la vedono. Rimessa in zona di attacco Scavolini. DeMarco Johnson in possesso di palla, da questi a Gigena. Middleton passa sul blocco del compagno Maggioli che poi va al tiro, sbaglia, il rimbalzo è di Lockhart alla fine. Chissà perché Amoroso nel primo tempo 2 sfondamenti e uno a Truia su Middleton, questo non era sfondamento. Ora c'è fallo su Gilmour, secondo fallo di Gigena, esce Maggioli, ora rientra Tusek. Rimessa in zona di attacco per la Cordivari che ha 2 lunghezze di vantaggio a 4 minuti e 16 secondi dal termine del terzo quarto di gioco. Pallone importantissimo questo che è nelle mani di Gilmour ora. Esce da un blocco, Boni non riceve, allora Gilmour congela il pallone, scambia con Lockhart, va al tiro poi da 7 metri. C'è il fallo di Melvin Booker che si accusa del fallo, 3 tiri liberi per Gilmour. E c'è cambio, Fabio Zanelli pronto ad entrare sul parquet, terzo fallo di Booker, 3 tiri liberi per Gilmour che deve accendere lui ora la partita. È il gran momento di George Gilmour che però sbaglia il primo tiro libero. Ne ha altri 2 a disposizione Gilmour.
Pilastrini continua a parlare, va a segno con il secondo, ne ha un terzo a disposizione Gilmour. Cazzaro era già andato via, aveva dimenticato addirittura il suo stesso segno. 2 su 3, 51-47, 17 punti, 7 in 6 minuti per Gilmour. De Marco Johnson, gli mossa il petto Lockhart, De Marco vuole la linea di fondo, perde palla, grande difesa di Lockhart, time out di Pilastrini. Immensa difesa Luca nell'ultima azione, immensa difesa di Lockhart a chiudere la strada dello scivolamento a canestro, un totem. Ma poi che partita che sta giocando Roseto, senza, ripeto, che vadano dentro le bombe. Che partita che sta giocando nel terzo quarto, salvo un libero di Boni, sta facendo la partita George con un solo errore dalla lunetta, una bomba e un canestro. È anche vero che è davvero il terzo quarto, il quarto peggiore per entrambe le formazioni, perché per Pesaro ha segnato 5 punti il solo Johnson e per Roseto ha segnato 7 punti George Gilmour e un punto Mario. Per il resto sono molte croci da parte di tutti. Il time out di Pilastrini con la Scavolini che torna dunque in campo. Torna in campo ora anche la Cordivari che può effettuare la rimessa. A 4 punti e palla in mano la formazione di Melillo ed è un possesso che vale oro. Questo in possesso di palla c'è Steve Attruia. Zanelli si è messo a uomo su Gilmour. Riceve ora Gilmour. Ball handling, penetrazione, assist stupendo per Guarasci che sbaglia solo la prima volta e la seconda è il canestro. Ottavo punto per Guarasci, 53-47, 8-1 di parziale per la Cordivari. Recupera palla Gilmour, il fallo però di Gilmour. Secondo fallo per Gilmour. È stato un assist alla velocità della testa, cioè intesa come cervello, e pensare a quante volte potrebbe Gilmour fare anche il penetra e scarica, no, se vuoi. Booker, 2 tiri liberi per lui. Pandemonio al Palatricalle. Booker, la mano gli trema un po', ma la dea bendata gli dava una grossa mano. Il tiro era corto, si arrampica e gli regala il 12° punto. Il secondo lo sbaglia, il rimbalzo è di Tusek, Guarasci si rifugia in palla 2. (53-48), palla 2 tra Lockhart e Tusek. Lancia il contropiede direttamente Guarasci e Attruia vola alla velocità della luce. 13 punti di Attruia, una delle azioni più spettacolari, signore e signori. Dalla contesa è nato un contropiede. De Marco Johnson fa fatica a cercare un tiro, subisce fallo, vediamo da chi. Fallo a Lockhart. Primo fallo e 2 tiri liberi per De Marco Johnson a 2:53. A segno De Marco con il primo. Uno su 2, rimbalzo di Lockhart. 14 punti per De Marco Johnson, ne ha 6 da recuperare. 55-49 la Scavolini Pesaro. In attacco c'è Roseto però con Gilmour, un palleggio laterale, si alza da 3, questa volta scheggia solo il ferro. La conclusione di Gilmour e c'è il contropiede della Scavolini. Ancora un errore a mio parere di Booker, poi l'errore da 3 punti di Zanelli e Boni recupera palla. Ci vuole calma adesso Attruia. 2 minuti e 18 al termine del terzo quarto. Si preparano Traina
e Middleton nella Scavolini-Pesaro. Gilmour riesce a fatica a liberarsi della marcatura di Zanelli, poi bisogna andare al tiro. Lockhart, sbaglia Lockhart, non c'è rimbalzo. Infrazione dei 24 secondi per la Cordivari, esce Gigena ed esce anche Zanelli. Escono dunque Gigena e Zanelli, entrano Middleton e Traina nella Scavolini-Pesaro. Si resta sul 55-49, ultimi 2 minuti del terzo quarto, più 6 Cordivari e palla da recuperare. De Marco Johnson, Traina sul quale difende Boni, esce da un blocco, riceve, serve fuori Booker per il tiro da 3 punti di Traina, corto il recupero è di Gilmour. In possesso di palla Gilmour, al limite dei 24 fa segno Melillo, 55-49. Guarasci esce a difendere su Guarasci De Marco Johnson. Lockhart per Boni, va al tiro da 3 Boni, è cortissima la sua conclusione, deve recuperare in difesa. Boni 0 su 7 da 3. Middleton vuole la linea di fondo, va a aiutare Guarasci, poi la palla giunge a Booker che serve Tusek scarica fuori per Traina, ancora il tiro da 3 di Traina, ancora l'errore, il rimbalzo è di Guarasci. Ultimo minuto del terzo quarto, più 6 Cordivari, ora sì un pallone però da capitalizzare. Gilmour, 3 secondi per andare al tiro, Gilmour da 3, corta la sua conclusione, si tuffa Guarasci ma non riesce a recuperare il pallone e vola in contropiede Pesaro. Booker alza la parabola, Booker va a realizzare 14 punti di Melvin Booker, 55-51, torna ad avvicinarsi Pesaro. Ultimi 24 secondi del terzo quarto, 14 per chiudere l'azione, discrepanza di 7 secondi tra i due cronometri, dunque non può tener palla fino alla fine la Cordivari. Penetra e scarica per Boni, Gilmour, Boni, c'è un coperchio sul canestro, 0 su 8 di Boni e Traina va a schiacciare, 55-53. 5 punti di Traina, bisogna andare al tiro, a Truia da 2 sbaglia. Peccato perché si avvicina incredibilmente Pesaro dopo essere finita a -7 dal 55-48. Roseto non ha segnato negli ultimi 3 minuti di gioco, prendendo un parziale di 5-0 che ha avvicinato incredibilmente Pesaro da -7 a -2. Luca, andiamo con il riepilogo di questi tabellini, di questa chiusura nefanda del terzo quarto, con il 5-0 rimediato da Roseto in 3 minuti, dal +7 al +2. Sì, Gilmour 17, a Truia 13, Boni 11, Lockhart 6, Guarasci 8, per Pesaro 14 Booker e Johnson, 2 Magnifico, 4 Gigena, 8 Middleton, 5 Traina, 6 Maggioli. C'è praticamente quello che è l'ultimo intervallo tra i quarti di gioco, un intervallo importante perché porterà le squadre al rush finale, agli ultimi 10 minuti. Roseto sta giocando questa partita praticamente in 5 giocatori, Luca, perché i pochissimi cambi sono stati quelli di Amoroso e Fogliera, credo in campo 3 minuti e Amoroso poco più. Giocare in 5 persone in una gara di questa intensità, secondo te alla fine potrebbe risultare difficile, non usiamo altre parole anche per scaramanzia? Sì, non voglio pensarci, credo che sia cioè il bilancio delle forze che rimangono sia da fare nelle docce. È ovvio che, e lo abbiamo visto in questo terzo quarto, c'è chi ne ha davvero poco, cioè c'è chi è sfiancato da una partita e poi sbaglia tiri importanti, ma il basket è questo. Phil Melillo ha quei giocatori di cui si fida. Adesso c'è un'inedita ripartenza con Van Dorp lanciato in quintetto nell'ultimo quarto da parte rosetana. Stiamo a vedere. Vedremo dunque Van Dorp in campo al posto di Guarasci. Intanto la forza dell'ordine portano fuori dei tifosi pesaresi. Lockhart in possesso di palla, Van Dorp e Boni. Su Boni difende Traina,
Uno contro uno di Boni, va al tiro da sotto, sbaglia Boni, conquista il rimbalzo e poi va a realizzare finalmente Mario Boni dopo una sequela di errori incredibili. 13° punto di Boni, 57-53, di rabbia, di muscoli, di attributi questo canestro di Boni. Da Booker a traina, zona Roseto, zona Cordivari e palla recuperata. Rubata da Boni questa palla, 57-53, 9-12. Boni prende il pallone, spalla a canestro, subisce fallo, si carica all'indirizzo del mondo intero. Quando la fortuna o la forma, la tecnica non ti assiste, Boni ha sempre sangue nelle vene, non chiacchiere, è distintivo. 9 minuti e 4 secondi, quarto fallo di Booker, ora va Ario Costa a protestare al tavolo. Vediamo a chi è stato assegnato il fallo, c'è Cazzaro di Venezia al tavolo. Credo che il fallo fosse di traina, ma l'hanno fischiato a Booker, non vorrei sbagliarmi. In entrambi i casi è il quarto fallo. Però che impatto, adesso è il momento di impasse, Giorgio. Canestro di Boni di prepotenza, rubata in difesa, ancora fallo sul guerriero in attacco, non male. Fallo di Booker, fallo di Booker, quarto fallo di Booker. E ora Costa va a protestare al tavolo, gli arbitri fanno finta di non vedere, non è giusto questo, perché gli arbitri fanno finta di non vedere. E poi purtroppo qualcuno esagera ora e questo non va bene. Qualcuno ha esagerato e questo non va bene, crolla il plexiglass dietro alla panchina. Le forze dell'ordine devono assolutamente intervenire. Non va bene questo, i giocatori della Schiavolini fuggono precipitosamente al centro del campo. Non va bene questo. E io credo che comunque al di là di queste scene io le condanno, Luca, a prescindere, però il comportamento di Ario Costa che va a protestare agli arbitri, gli arbitri che lo ignorano, perché se si giravano Costa prendeva tecnico come era giusto, perché ha inveito contro il tavolo, e probabilmente questa gazzara indecente, e lo sottolineo, non succedeva. Allora, la gazzarra è indecente, i tifosi devono capirlo una volta per tutte, non possono fare questo tipo di pressione perché finisce un patrimonio a Roseto, finisce il basket. Non è possibile fare questi errori anche se c'è gente che provoca, perché è chiaro che l'ospite, sentendosi poi tutelato e avendo il precedente di Trieste, va a provocare. Allora Ario Costa, che è stato un campione, io lo inviterei, se potessi parlargli, a non invitare i suoi a scappare nel tunnel, perché è davvero indegno per lo sport. Poi invito i tifosi rosetani a non fare queste cose perché davvero si perde tutto. Lasciamo stare il comportamento della dirigenza pesarese, dobbiamo essere superiori a queste cose. Io dico dobbiamo, pur guardando al di fuori, non bisogna cadere in questi tranelli, finisce un patrimonio storico a Roseto, non bisogna assolutamente vanificare gli sforzi di un'intera squadra. Boni l'abbiamo visto rimettere a posto il cristallo, che non si facciano sciocchezze per il bene di tutti. Allora c'è l'applauso davvero a Carlo e bisogna fare un applauso allo speaker Carlo, che pensate ha rischiato di prendere anche le botte, cose dell'altro mondo, ha messo a posto il plexiglass. 9 minuti e 4 secondi, 54-53. Dopo il quarto fallo di Booker è successo di tutto, hanno sbagliato tutti, da Ario Costa agli arbitri a mio parere, al tifoso, chiamiamolo così, ma io davvero avrei parole molto più dure per lui, che ha distrutto un plexiglass dietro la panchina di Pesaro. Non c'è bisogno di questa gente davvero, perché finisce il basket a Roseto e non possiamo far sospendere una gara sì e una no. Bisogna tenere i nervi calmi, è una domenica di sport, ci sono le famiglie, il basket è pur sempre uno sport e deve restare tale. E non è retorica questa, signori, è un pizzico di sale in zucca. Ora Costa ha ancora qualcosa da ridire con Vianello. Ovviamente lui è un giocatore che ne ha viste di tutti i colori, quindi
sa anche come probabilmente provocare gli animi sugli spalti. Ora ci sono le forze dell'ordine dietro la panchina di Pesaro e devono rimanere lì fino alla fine della gara, che questa gara deve terminare in un clima di regolarità, non scherziamo. Più 4 Roseto, 9 minuti e 4 secondi, quarto fallo di Booker, ci saranno 2 tiri liberi per Boni, si riprende. Posso fare, adesso pare brutto, ma un elogio alla calma serafica dei due uomini in grigio, che credo abbiano fatto un riassunto della situazione di Roseto. Credo che abbiano detto teniamo la calma 5 minuti, credo che abbiano veramente avuto ragione loro adesso. Viva un comportamento così responsabile. Tola di Viterbo avrebbe chiesto asilo politico all'estero, credo. Io davvero mi auguro che si riesca a stemperare, ma non dobbiamo mai stancarci di sottolineare che i tifosi devono mantenere la calma. Non va bene prendere il plexiglass e fare la diversione del plexiglass. Stiamo sbagliando tutto, ci mettiamo anche noi. Dobbiamo mantenere la calma, questo è solo un momento di sport. Per favore non roviniamo tutto. Boni in lunetta con 2 tiri liberi, torniamo finalmente a parlare di sport. Sbaglia il primo tiro libero Boni. Ci sono fin qui 13 punti di Boni, ma una sequela impressionante di errori. 1 su 2, 14 punti. 58-53. Parziale di 3-0 in avvio di ultimo quarto di gioco per la Cordivari Roseto. C'è la zona 1-3-1 di Melillo. Sull'errore di Tusek, il rimbalzo è di Lockhart. E c'è Gilmore in possesso di palla ora. Ultimi 8 minuti e 40 secondi, un'eternità da giocare. Van Dorp può mettere il pallone a terra, lo fa, poi arresta il palleggio, riesce a servire a Truia. 6 secondi, 5 per chiudere l'azione. Van Dorp prende il tiro da 3 punti da posizione frontale, è corta la sua conclusione, ha fatto il braccino ma recupera palla Boni. Io apprezzo di più, signori, scusatemi, un Boni che fa 0 su 8 da 3 e che gioca una partita brutta, alla gente che poi ha il braccino e si lamenta magari perché gioca poco. Scusate, una mia personalissima divagazione personale. Boni perde palla, la recupera Booker, pallone alla Scavolini, 8 minuti da giocare, 58-53. 1-3-1 Roseto, 1-3-1 con Gilmore e Van Dorp in coda. Booker, Van Dorp a complicare il tiro di DeMarco Johnson, c'è una stoppata di Van Dorp giudicata irregolare da Cazzaro. 2 tiri liberi per DeMarco Johnson. A segno con il primo Johnson, 15 punti per lui. Due su 2, 16 punti per DeMarco Johnson, 58-55. Gara che non morirà mai questa. 7 minuti e 40, più 3 palle in mano per la Cordivari, deve capitalizzare i possessi ora. Gilmore cerca di aprire la difesa, serve Lockhart che va al tiro da 3. Ian Lockhart, tripla, nono punto, 61-55. Tripla dell'uomo d'ebano delle Bahamas, Ian Lockhart, più 6 Cordivari. Tusek, Traina, sempre 1-3-1 Roseto, ancora Traina da 3, ci prova ancora, tripla di Traina, ottavo punto di Traina, 61-58. Si è svegliato Traina dopo aver sbagliato l'incredibile. Boni, brutto passaggio di Lockhart ora per Boni e c'è time out richiesto dalla Cordivari. 61-58, cerca di ingegnarsi la Cordivari portando Boni a giocare spalle a canestro, Luca, ma forse Lockhart non è la persona migliore per fare questo tipo di passaggi. Sì, ma poi sai, devi fare di necessità virtù. Boni ha 0 su tanto, consentimi, questa sera da 3, provano ad 0 su 8, grazie Giorgio, provano ad impiegarlo spalle a canestro contro comunque una persona che muscolare lo è quanto è più di lui, e quindi sai, lì
è un po' un problema stasera l'impiego di Mario Boni. Ci stanno provando in tanti, ovviamente Pillastrini manda Middleton a sfiancare Gilmour e tiene Booker su Attruia. Comunque la gara è apertissima, è molto bella, peccato per veramente l'ipotetico buco nero di qualche minuto fa. Cerchiamo davvero di scordarlo per lo sport, ma di tenerlo presente anche per il futuro. Davvero è molto importante che si capisca questo, altrimenti più semplicemente si rischia di non giocare più. Sono d'accordissimo e sottoscrivo. 61-58 più 3 Cordivari, 6-49 al termine della partita e palla in mano alla Scavolini. Gara durissima, 1-3-1 Roseto ancora, sempre con Mandorp in campo. Mandorp che è in coda, vedete, a correre, a fare da pendolo sui tagli. Tusek traina, anzi gioca 2 con De Marco Johnson. De Marco Johnson vuole il tiro, supera i tentacoli di Mandorp e va a realizzare. 61-60 e a -1 ora Pesaro. Parziale favorevole a Pesaro con De Marco Johnson che è arrivato a quota 18 punti. Grandissimo giocatore De Marco Johnson. +1 Cordivari. Boni in angolo per Attruia. Attruia va al tiro da 3 e trova la tripla. Attruia trova la tripla, 16 punti per Siva Attruia, 64-60. Bisogna aggrapparsi alla partita con tutto quello che si ha in corpo, e anche quello che non si ha bisogna andarlo ad acquistare, anche se domenica i negozi sono chiusi. Traina, vuole l'1 contro 1, va sulla linea di fondo a prendere l'aiuto di Mandorp, ma realizza Traina. 7 punti consecutivi di Traina che va in doppia cifra. 64-62, leggerissimo a difesa Mandorp. Middleton mette pressione su Gilmour. Attruia, invece su Attruia difende Booker, finta il tiro, serve Lockhart, da questi a Gilmour. Va in traffico Gilmour, va al tiro e trova ancora il canestro. George Gilmour, 19 punti per lui, 66-62, +4, si aggrappa alla partita con gli attributi ora la Scavolini, anzi la Cordivari. 5 minuti e 4, Booker sbaglia da 3 punti, rimbalzo di Mario Boni che dà palla a George Gilmour. 4,55, pronto Guarasci a tornare sul parquet, uscirà Mandorp. 4 minuti e 53, palla che vale oro in mano. Che partita, signori, che partita. Questi possessi di palla è Attruia, va sulla linea di fondo, va a passeggiare, si ferma, va al tiro da 2, sbaglia il rimbalzo è di Booker sull'errore di Attruia. Poi recupera palla gladiatoriamente Jan Lockhart e la porge al suo compagno di squadra George Gilmour. 4 minuti e 20 da giocare, sembrano infiniti, +4 per la Cordivari. 66-62, palla in mano, Gilmour per Lockhart, ci prova ancora da 3 Lockhart, sbaglia, poi Boni lotta al rimbalzo ma non riesce a conquistare il rimbalzo. Traina a Booker, pugno laterale, lo schema chiamato da Melvin Booker. Ancora palla recuperata da Lockhart, fallo dicono gli arbitri. Vianello ha pescato in fallo Lockhart. C'è il cambio, entra Guarasci ed esce Mandorp, secondo fallo per Lockhart. E c'è time out richiesto dalla Cordivari Roseto. 3 minuti e 58, Luca, mai come in questo momento sembrano lunghissimi questi 3 minuti e 58 secondi, ma a questo punto sembra una guerra di nervi. Sì, c'è davvero tantissima intensità, c'è un Roseto che deve trovare soluzioni alternative perché Gilmour è sfiancato e Boni ha una serata negativa al tiro oltre l'arco. C'è un problema credo anche di difesa, perché se rientra Guarasci è possibile anche che si torni a uomo, perché finché c'è Mandorp che chiude la 1-3-1 a stoppare, a intimidire. Adesso vedremo quale sarà la tattica degli ultimi pesantissimi minuti di coach Melillo, che si trova a condurre. Dall'altra parte Pillastrini sta catechizzando i suoi, vuole un finale volitivo, non vuole mollare nulla ovviamente Pesaro. Ecco Luca, sempre per quel buco nero, questa è la curva che vorremmo sempre solo vedere, questo è il Palasport. Sì, anche perché la gente che ha spianato il plexiglass ha avuto i tanti metri che la separano dalla curva per pensarci, e non voglio nemmeno pensare siano stati i tifosi alla curva. Chiunque l'ha fatto ha sbagliato, lui lo sa, chi è stato lo sa, e deve davvero moderarsi per le prossime gare. Non è possibile
il primo arbitro con i nervi poco saldi, che vede un dirigente che si invola, può fare casini. Booker va a segno su una rimessa, ha dormito la difesa della Cordivari, 66-64. Per Booker ci sono 16 punti. Boni dall'angolo, va al tiro, sbaglia, rimbalzo di Lockhart. Gilmore si arresta, va al tiro da 3 in sforbiciata, sbaglia, ma il rimbalzo è ancora di Lockhart. Immenso, immenso signori, immenso signori, immenso. Jan Lockhart, tutto quello che passa sopra le teste è roba sua. Guarashi, mani feroci quelle di Jan Lockhart. Guarashi, anzi Attruia da 3 punti, un cross il suo, ma Boni prende il rimbalzo e va a segnare 2 punti fondamentali. 68-64, 2 minuti e 50. Boni, 16 punti per Boni, va al tiro dall'angolo, De Marco Johnson sbaglia De Marco Johnson. 68-64. Gilmore, pallone d'oro questo, pallone d'oro Gilmore. Mamma mia. Speriamo tengano le coronarie. Attruia, 3 secondi per entrare al tiro, lo fa Gilmore da 3, sbaglia, non c'è rimbalzo. 2 minuti e 20 ed ora il time out di Pillastrini. Luca, io non ho parole. Questo è comunque uno dei migliori spot, limitandosi al parquet, per la promozione di questo sport. Bisogna godere ottima salute dal punto di vista cardiocircolatorio. Sì, perché è comunque uno sport davvero bellissimo, non si farà mai in tempo a raccontarlo, bisogna vederlo. È uno sport che ha un supplementarino e pesano parte da -4, siamo lì. 2 minuti e 10, 130 secondi. Traina, Maggioli, Booker, gioca a 2 con Maggioli, prende il tiro Maggioli, lo sbaglia, braccino, rimbalzo di Boni. Ultimi 2 minuti di partita, 1 minuto e 55 per la precisione. Gilmore è sfiancato, anche Gilmore, Lockhart, Gilmore, Attruia, prende il tiro da 3 punti, Attruia 19, 71-64, Attruia 19 punti, più 7, e poi da 3 punti risponde Traina. Oh mamma mia, da 3 punti risponde Traina, 13. Mamma mia. Non ha più sbagliato nulla Traina dopo aver fatto di tutto di più dal punto di vista negativo. Gilmore sbaglia, subisce fallo da Middleton. 2 tiri liberi per Gilmore. A 1 minuto e 16. Altro time out. Sembrano infiniti anche i time out, Luca. Alla bomba di Attruia risponde Traina, che ha sbagliato tutto nei primi 20 minuti, nulla praticamente in questo ultimo quarto. Sì, da quando alla fine del terzo ha messo la schiacciata che ha chiuso il terzo quarto, ha poi fatto bomba, canestro bomba, quindi grandi complimenti sportivissimi a Brett Traina, l'uomo di Marietta, Georgia e di South Florida, o se non sbaglio Central Florida come college, che ha dato un grandissimo apporto alla sua squadra, perché oltre a lui hanno fatto canestro uno a testa solo Booker e Johnson ha messo anche 2 liberi, quindi adesso c'è Roseto che davvero sta producendo il massimo sforzo finale. Qui non conta più quanto fiato hai, non conta più se ce la fai o no, e c'è George che le sta provando tutte. Adesso vedremo cosa farà, credo dalla lunetta a questo punto. L'ultimo time out lo ha chiesto Stefano Pillastrini sul 71-67. Due tiri liberi per Gilmore. Mamma mia come pesa questo pallone ora. 1 minuto e 16, 76 secondi al termine, più 4 Cordivari in lunetta George Gilmore, che fin qui ha realizzato 19 punti. A segno, 20° punto per Gilmore.
72-67. 2 su 2 di Gilmour in un momento importantissimo. 73-67, più 6 Middleton, giù con le gambe a Truia, in angolo per Traina, De Marco Johnson, braccino, rimbalzo di Maggioli. Middleton da 3, sbaglia, rimbalzo della Cordivari, il rimbalzo è della Cordivari, fallo su Gilmour del numero 5 Booker, anzi del numero 4 De Marco Johnson nel secondo. 2 tiri per Gilmour, 52 secondi, 73-67. In lunetta ancora George Gilmour. Ultimo time out richiesto da Stefano Pillastrini. Luca, non finisce più. Eh sì, non poteva tenerselo in tasca il Pingue Stefano, ovviamente starà pensando a qualche alchimia per poter sparare le ultime bombe, suppongo. È molto importante adesso l'impatto e l'interpretazione che darà a questi 2 palloni dalla linea della carità George Gilmour. Ovviamente il basket sa regalare emozioni fino all'ultimo decimo di secondo. Credo Pillastrini stia catechizzando i suoi, chiedendo davvero il supplemento di concentrazione quando mancano solamente 52 secondi, ma non sono pochi. Molta attenzione da parte di chi vede, perché grandissima partita con un grandissimo finale. Grande spettacolo ora sì sugli spalti, con la grande curva nord per la quale le parole non basteranno mai. Grande attaccamento a costo di sacrificio, a costo di denaro sonante. Non ci sono i 2 tiri liberi per Gilmour, scusate, perché non c'è bonus ancora da nessuna delle 2 parti. Gilmour in possesso di palla, va al fallo ora Middleton, ancora e ancora rimessa. Quinto fallo per Larry Middleton, che lascia la partita. Insufficiente la sua prova, primi 20 minuti buoni, poi davvero insufficiente la sua prova. 42 secondi, poi ci alzeremo in piedi. Boni deve effettuare questa rimessa, lo fa all'indirizzo di Guarasci, ancora Boni, fallo su Boni. Ora si tira, 2 tiri liberi per Mario Boni. (16 punti fin qui per Mario Boni, che ha 2 tiri liberi per chiudere la gara). 73-67, 74-67, 17° punto per Boni, 18 punti per Boni, 75-67, più 8 all'ultimo secondo, il massimo vantaggio della gara. Maggioli ci prova lui da 3 punti, corto, rimbalzo di Attruia, altro passo avanti, fallo di Zanelli, altro passo avanti verso i playoff. 2 tiri liberi per Attruia, 75-67, si abbracciano Gilmour e Attruia. Io ormai sono dislessico, con la lingua che si inciampa tra denti e palato perché è completamente all'asciutto di saliva. Le pulsazioni sono a 3000, Attruia in lunetta. Io voglio sentire la sirena finale dire che è finita davvero, perché dobbiamo essere duri sull'obiettivo fino alla fine. Assegno a Attruia l'MVP della gara. Due su 2 per Attruia, 21 punti per Steve Attruia, a mio parere l'MVP della gara Stefano Attruia. Sfondamento di Booker, termina qui la gara, signori, la festa può cominciare. 19 secondi e mezzo al termine di questa gara, saranno 19 secondi e mezzo di torsida. La festa può iniziare, più 10 a 19 secondi. All'andata 81-77. Ruggero in campo, Attruia, l'MVP della gara. Standing ovation per Steve Attruia, l'abbraccio con Phil Melillo, e lui il migliore della serata. Boni
porta a spasso la palla, 16 secondi, chiede palla Gilmour, ma è finita qui la gara. Boni ancora, gli ruba palla, traina ma finisce fuori con la stessa, dunque rimessa in zona di attacco per la Cordivari. A 9 secondi dal termine di questa gara, doveva vincerla la Cordivari, l'ha vinta perché ormai è finita. Per Phil Melillo ora è l'ultimo coro della gara, lui ricambia e saluta alla sua maniera il pubblico del Palatricalle, ma è il pubblico rosetano quello che dà i battiti, le pulsazioni al Palatricalle. Lockhart va in doppia cifra anche lui, 11 punti, 7-9-6-7. Termina qui la gara, termina anche il doppio confronto diretto ribaltato, il parziale finale parla chiaro, 13-3 negli ultimi 3 minuti di partita. Dall'81 a 77 il risultato finale diventa 79 a 67. Non importa perché Pesaro arriverà probabilmente tra le prime 4, anzi sicuramente tra le prime 4. Roseto deve conquistare un posto tra le prime 8, ma quel che più conta è che ha vinto una gran partita questa sera per 79 a 67 contro una squadra che spende molto di più della Cordivari Roseto, e dunque questa vittoria vale doppio, ottenuta in 5 giocatori e mezzo, perché a turno hanno dato una piccola mano Foyer e Van Dorp, ma ottenuta soprattutto, Luca, prima ancora che con la tecnica, con il cuore, con un grandissimo cuore e con attributi quadrati. Il riepilogo: Gilmour e Attruia 21, Attruia MVP a nostro avviso, Boni 18, Lockhart 11, Guarasci 8. Sono 5 ad aver segnato, sono 5 guerrieri, giù il cappello a questi gladiatori, sono tutti Russell Crowe, anzi meglio di Russell Crowe, questi guerriglieri zapatisti che hanno davvero tenuto botta, giù il cappello davvero. Per la Scavolini 18 De Marco Johnson, 16 Melvin Booker, 2 Magnifico, 4 Gigena, 8 Middleton fuori per falli, 13 Traina, 6 Michele Maggioli. Bene Luca, credo decisivo il 13-3 in favore della Cordivari negli ultimi 3 minuti, dal +2 al +12 finale. Sì, davvero molto bravi, hanno avuto un'intensità e un cuore. Noi seduti comodamente non riusciamo, credo, nemmeno ad avvicinarci con le nostre parole alla fatica che avranno dovuto fare, perché la sopportazione di una gara così dura, credo i vecchietti la risentiranno per qualche giorno. Largo ai festeggiamenti per la Cordivari, onore al merito a Roseto e onore al merito a Pesaro, che come hai detto forse ci arriverà tranquillamente davanti, ma loro hanno un altro campionato da fare rispetto a noi. Noi chiudiamo con queste scene da una festa, la festa per la vittoria della Cordivari. Ci piacerebbe, ma questo è solo una segnalazione ai tifosi, che qualche volta magari questa festa sia riservata anche ai giocatori e al tecnico compreso, ovviamente. Vi ribadisco il risultato finale qui dal Palatricalle di Chieti. La Cordivari Roseto ha battuto la Scavolini Pesaro con il punteggio di 79-7-9 a 67-6-7. A tutti da Giorgio Pomponi e Luca Maggitti il più cordiale a risentirci ovviamente su Digital.